tutti e bentornati alle nostre visite virtuali di Venezia. Oggi desideriamo presentarvi la meravigliosa Torre dell'Orologio in piazza San Marco. Costruita alla fine del 400 proprio all'inizio delle mercerie, la strada che collega la piazza con la zona di Rialto, la torre è uno splendido esempio di arte e di tecnica. Due sono gli elementi che maggiormente catturano l'attenzione. Innanzitutto il meraviglioso quadrante doppio. Nella sua parte esterna troviamo le ore, espresse in numeri romani da 1 a 24 ed indicate da un lungo raggio del sole, mentre nella parte interna ammiriamo la Terra, la Luna con le sue fasi e gli squisiti bassorilievi in bronzo dorato che rappresentano i segni zodiacali. L'altro elemento di notevole impatto sono i mori, ai lati di una enorme campana sulla sommità della torre. Si tratta di due grandi sculture in bronzo, ciascuna con un martello per battere le ore. I due mori all'apparenza uguali sono in realtà un po' diversi, chissà poi perché. Sotto la campana e appena sopra il quadrante vediamo la Vergine Maria col bambino e ai lati due finestrelle un po' anonime in verità, con le ore e i minuti. Ma 2 volte l'anno, nei giorni dell'Epifania e dell'Ascensione, questa parte della torre si anima. Da una finestrella esce un angelo seguito dai 3 re magi che si inchinano al cospetto della Vergine, rientrando poi attraverso l'altra finestrella. Uno spettacolo per tutti, non solo per i visitatori, ma anche per noi. Perché le sculture dei magi escono solo 2 volte l'anno? E come funziona il meccanismo dell'orologio? Vi aspettiamo a Venezia per scoprire insieme le risposte a queste e a molte altre domande sulla nostra città. A presto!